Buonasera amici a casa, buon venerdì, Alessia Chelucci qui con me. Buonasera Enrico, buonasera a casa. Siamo pronti per farvi passare un'ora di musica, un'ora di grandi canzoni e poi vi spiegherò tante novità che saranno presenti in questa serata. Ma c'è un fil rouge, c'è un tema, c'è un motivo di questa sera che è la parola gelosia. Secondo voi amici a casa, in un rapporto da 1 a 10 quanta gelosia ci deve essere? Iniziamo chiedendolo all'artista presente, Juanita. Da 1 a 10, quanta gelosia accetti in un rapporto? Allora, accetto un 4,5/5, non Adesso di più. o 4 o 5, perché 4 e una mezzo. sana gelosia ci sta, vuol Ci dire sta. che comunque la persona ti interessa, quindi è giusto che un pelino, ma se diventa troppo, allora ciao. Io da ragazzino ero gelosissimo, Sì. ma sì, poi però crescendo sono Peggiorato. No, sono diventato consapevole di ciò che sono. E quindi perché essere geloso? Se per caso lei va con un altro o perde Enrico Piretti, allora che vada, io sono di quell'idea lì. Quindi Anch'io sono di quella idea lì, anche se ho già anche perdonato. sì, però a volte può succedere che uno non- debba perdonare per tornare sulla strada giusta. Ma adesso, mia cara Juanita, Sì? i primi 4 brani di questa sera hanno proprio come titolo gelosia e partiamo da Bobby Solo. Si parte certo. sempre da Bobby Solo. Cantate con noi a casa, buon divertimento e benvenuti in Rete 7. Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, ci sto bene, ho un casino con te. Ma perché io sto male se non dormi al mio fianco? Mi tortura il pensiero di qualcuno, di un altro. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. Insieme a noi tutti! Gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia. Il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto al pensiero mi sento morire di gelosia. La tua luce già spenta, è tremendo il sospetto di qualcuno, di un altro, al mio posto nel letto. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. Come fa? Insieme! Gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia. Il cuore combatte per cacciarla via. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia. Lasciarti ad un altro è solo una follia. Soltanto al pensiero mi sento morire di gelosia. Uccide chi il cuore combatte. Nel petto si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia. Il grande Bobby Solo. Che bello sto pezzo, che brano in casa Piretti, che inizio. Tra un po' andremo anche a parlare. Ehi, Ma mi fermo alla giacca. Non essere geloso, tolgo solo la giacca.
Vabbè, e l'audience, pum! Molto bene. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, per i saluti, le richieste. Allora, daremo molto spazio a tutte le richieste arrivate partendo da martedì prossimo. Ricordo che lunedì non andiamo in onda, ma da martedì daremo spazio appunto alle vostre idee. Adesso restiamo nel tema perché è una canzone molto ma molto bella di Raffaella Carrà dal titolo Stupida gelosia, la voce di Alessia Juanita Chelucci. Certo. Come quando sei lontano, pretendi che mi fidi di te, però quel che c'è di strano è che non ti fidi di me, ma perché sono le mie, a te sembrano bugie, come se tu fossi un santo quando non ti sono accanto. Ma questa stupida gelosia che tu senti ogni volta per me non è più stupida della mia, che non so stare senza di te. Gelosia, gelosia, fammi un favore, vai via, colpa mia, se tu sei tutto quel che ho. Perché quando stiamo insieme sei sempre sicuro di te. Non è che ti voglio bene soltanto perché sei con me. Guarda come faccio io, prendi esempio un po' da me, che anche quando tu ci sei non mi fido mai di te. Ma questa stupida gelosia che io sento ogni volta per te non è più stupida della tua, che non sai stare senza di me. Gelosia, gelosia, fammi un favore, vai via, colpa mia, se tu sei tutto quel che ho. Gelosia, gelosia, fammi un favore, vai via, colpa mia, se tu sei tutto quel che ho. Bravissima la nostra Alessia Chelucci. E adesso, mia cara Alessia, Grazie. andiamo a fare un po' un riassunto di ciò che ho fatto vedere ieri, perché è uscito, anzi no, uscirà il 23 il mio CD. Qua ho la copia originale, la copia numero 1. Uno. Però amici, fate attenzione a ciò che sto per dirvi. Innanzitutto mettiamolo dritto, sono 10 brani inediti, completamente scritti da me,
e ho il piacere di farvi vedere anche un po' la confezione, quindi c'è la mia bella foto e c'è nella copertina c'è scritto che ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale perché sono tutte storie vere, sono storie che sono legate alla mia pelle. All'interno abbiamo il CD fatto a vinile, i titoli e poi si apre il volantino e da una parte abbiamo un po' la storia della mia vita riassunta in 3 capitoli, i principali, e dall'altra abbiamo uno spazio bianco qui. Perché uno spazio bianco? Perché i primi 100 CD che verranno ordinati partendo da praticamente adesso verranno autografati e firmati, i primi 100 CD, quindi le prime 100 copie. Va bene, amici a casa? Adesso però molti mi avete scritto: ma sì, ok, ci piace l'idea, ma come facciamo per averli? E come fanno? Avete qui un codice, un QR. È molto semplice, state a sentire, amici a casa. Voi prendete il vostro cellulare, lo mettete nell'impostazione come per fare una foto, ok? Inquadrate questo codice, vi viene fuori una scritta Canva. Magari non riuscite a farlo subito, dovete allontanarvi, avvicinarvi un po' alla TV, no? Il codice deve entrare bene nello schermo. Vi viene fuori una scritta Canva, voi schiacciate su questa scritta e c'è una spiegazione molto dettagliata su come fare per acquistare il mio album. Se per caso non ci riuscite, non vi preoccupate, potete contattarmi sui social, potete mandare un messaggio al 34880 40 254 con scritto voglio il CD e sarò io a contattarvi. Le prime 100 copie verranno autografate e questa sera vogliamo anche farvi un piccolo regalo. Voilà. Un piccolo regalo. Ah, dimenticavo, se per caso poi dite ma io il CD in macchina ho solo le chiavette, non vi preoccupate, contattateci come ho detto prima o sui social o tramite il 348 80 40 254 oppure tramite il video che vedete alla fine di questo QR. Abbiamo la possibilità anche di spedirvi a casa la chiavetta. Bene. Ok, adesso però come ho detto prima vogliamo farvi un regalo, vi facciamo ascoltare un pezzettino di ogni canzone, sono 10 secondi per 10 canzoni più o meno e fate molta attenzione, quindi lasciate stare qualsiasi cosa stiate facendo perché verrà fuori il titolo del brano e anche una piccola spiegazione di cosa ho scritto. Spero di essere stato chiaro perché era un discorso lungo. Ho tirato, No, è stato chiaro. come direbbe il mio professore, ho tirato qualche mucca. No, Lui direi dice, di no. quando sbagliava il mio professore diceva oh ragazzi ma non mi state ascoltando, ho tirato qualche mucca. No, tutto chiaro? Tutto chiaro. E quindi andiamo a ascoltare queste 10 canzoni riassunte in 1 minuto e mezzo. Vai Paolo. Io e te, non solo noi. Io e te, senza prendere il sole. Donna, quell'uomo appagato ti vuole. Donna, sì, ma apri quel libro. Donna, sì. Dove sei? Non lo so. Ho il silenzio nelle strade controllate dal potere, la musica rinchiusa nelle fogne di quartiere. Che il piano della morte non fallisce. Ho vinto, io pensavo Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai Juanita. Noemi, cornetto e caffè, stasera dormi con me. Noemi che disegna il futuro, questo è un patto di voce e di sangue. È una storia che va oltre le lingue. Commentiamo, mi fa schifo la socialdemocrazia. Siamo pro con il culo sul divano. Se un giorno poi ti sentirai da sola, se un giorno vivrai un'emozione nuova, che non sia il passato a non farti capire, tu guarda avanti e non ci rinunciare. Eh sì. Questo sono
io. E sono tutte storie di vita vera, come Noemi. Io ho un amico che fa professore all'università e ha perso la testa completamente per una sua alunna, ma proprio fuori. Allora gli ho scritto: ma senti, ti offendi se scrivo ciò che mi stai raccontando, se lo metto in musica? Poi c'è Juanita. Beh, su Juanita poi su Juanita apriremo un capitolo più parleremo. avanti. Adesso però continuiamo. Allora mi raccomando, se volete un po' di Enrico Peretti in casa vostra, il QR code è qua. Adesso continuiamo con il discorso gelosia, perché arriva Adriano Celentano. Yeah. Cantate con noi, siamo in diretta. Scrivete i messaggi 348 80 40 254. A Juanita, tanta pazienza. Non ho nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vibra nel dolore, solo nel suo dolore oramai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Di certo non dovrei soffrir così inutilmente, solamente perché hai detto sì, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due o tre noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, Di chi sei più non lo sai, complicità, ma che gran valore ha. sincerità. Che fortuna chi ce l'ha. E qui il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu. E come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due o tre noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, Di chi sei più non lo sai, complicità, ma che gran valore ha. sincerità. Che fortuna chi ce l'ha. Adriano Celentano, sarebbe il momento della pubblicità, però regia devo ancora cantare un brano, perché è inerente a questo primo tempo, è inerente alla parola gelosia, perché nella nostra grande ricerca ce n'era quattro che più o meno li sapevamo e arrivano di rotta su Cuba con gelosia. Però ricordo Sì. che nel CD Sì. la prima canzone in alto è nata una sera. Lei era sul divano di casa mia, gli avevo già fatto sentire tre o quattro dei brani che sono presenti. Mi fa: sì, però va bene, ma dai, un testo scrivilo insieme a me, scriviamolo insieme.
Gli ho detto prendi il cellulare, vai su Note e iniziamo a scrivere. È nato Esatto. in 20 minuti, mezz'ora più o Facciamo meno. mezz'ora a dirla tanto. Ma anche dai. un'oretta. Facciamo un'ora, dai. Era Sì. carino perché tutte le frasi che mi diceva lei, no, questa non ci sta Forse ne ha metricamente. tenuta una. Dopo 20 minuti ho detto, senti, fai tu perché tutto ciò che dico non va bene. Vabbè, non Come è vero. sempre, Vabbè, cioè, tutto quello che dico non va bene, come sempre. Va bene, dai, di rotta su Cuba. Pezzettino, dai. Gelosia. Dentro ai sogni tuoi, ai profumi che addosso hai, numeri scritti sulla mano, frasi leggere dette piano piano. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? Al telefono chi è? No, non hai sfiducia, ma dammi gli occhi tuoi, che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Mio cuore sta con te, senza pensare a tutto quello che non va, per poter ridere di noi. Gelosia è come la pazzia, e vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. No, forse è quel che vuoi, forse mi odi ma è pazzesco, sai. Ti vengo a prendere al lavoro, anche se tu non m'aspettavi, no, non m'aspettavi. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? Nelle foto tu con lei sembri più felice. Poi dammi gli occhi tuoi, che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Andiamo via, un giro al mare ad affogare i nostri guai, per poter ridere di noi. Gelosia è come la pazzia, e vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. Gelosia è come la pazzia, e vive di fantasia e non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, e cresce come un'idea e non ti fa più dormire. E adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo qui e tante cose belle per voi. Non cambiate canale, ma nel frattempo, adesso no, nella pubblicità no, ma subito dopo inquadrate il QR code, ok? Va bene, pubblicità. Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando. La vita meno amara e più leggera e cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via Anscianta. Quando si è spogliata io ho giocato al duro io Anscianta. Ero tanto fiero di me che ho fatto amor per 3 cantando. Ancora oggi non lo so perché all'alba mi lasciò contenta. L'amore meno amaro e più sincero e cantando. Ogni uomo va in galera, alla guerra o va in balera
Una rosa sul fucile, ubriaca pure un vile. Parli a Buddha o Geova, al tuo Dio ad Allah. Quale sia la tua opinione, fai la tua rivoluzione. Il mondo meno amaro e più sincero e cantando. Visto che morir si deve, meglio andar come si deve. Se mia moglie ha il cuore infranto, che mio figlio le stia accanto. Quando andrò a trovare la morte che mi aspetta a braccia aperte. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale, cantando la morte meno amara e più leggera e cantando. Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare lei peiretti a un cretino, cantando. Sì! E sono soddisfazioni, farsi dare del cretino cantante. Sono quelle soddisfazioni che nella vita uno proprio ha. Ma sì, cantando è tutta un'altra Ma sì, cosa. dai. Allora, Juanita, Sì. andiamo avanti, sono le 20:31. Ok, però io un desiderio ce l'avrei, che Un magari desiderio. mi bocci perché ovviamente tutto quello che dico non va Quello bene. che dico non va bene, ma non è vero, non è proprio vero. Tutto Paolo è vera sta roba, non è che tutto Sì, quello è che vero, dice. Paolo, Oh sai ragazzi, sono che- le 20:31, siete un po' timidi con i messaggi, però magari state usando il No, cellulare adesso- per fotografare il QR, quindi mi va molto bene, mi raccomando, comprate il mio CD, anche perché tutti i CD venduti metto via i soldini, perché a fine anno arriverà un altro progetto nuovo, ok? Un progetto pazzesco, ma non vi voglio parlare adesso di questo, mi raccomando il CD, ok? Questo sono io, 10 brani inediti, come fare? Avete le istruzioni inquadrando qui. Scusami. Glielo fai sentire un pezzettino della canzone che abbiamo scritto insieme? Ma l'hanno già, Piccolo, sentito, piccolo. l'hanno già sentito nel promo. Piccolo, 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 piccolo. No, non Niente? si può, non si può. Lo non si può, non si può. sapevo, Va lo bene, la sapevo. facciamo. Va bene. Ma Fai la vuoi come fare vuoi. dal vivo oppure andiamo a mettere un pezzettino di Ma no, base? che solo un pezzettino, poi dal vivo gliela facciamo tutta quando saremo pronti o quando darai il via, più che Allora, altro. va bene, quindi Dai. gliela facciamo sentire Sì, un pezzettino di Io e te? Sì, E qui, del duetto che vi ho raccontato prima. sì. Non stiamo cantando noi, ci tengo a ribadirlo, sennò poi altrimenti... Io sono il filo, tu l'equilibrista. Tu sei la zela, io sono l'artista. No. Già Paolo, troppo? Paolo, scusami, vieni un attimo in onda. Che succede? Ma siamo qui, ho sempre detto che si canta dal vivo, la facciamo un pezzettino, ma dal vivo, dai, vediamo bene, se la ci trovo. sto, dai. Ok, base, vai. Dai, più bello dal vivo. Se sbagliamo è perché è fresca. Fresca fresca, quasi di giornata. Bello. C'è anche il testo. Voilà, allora ci siamo. Io sono il filo, tu l'equilibrista. Tu sei la zela, io sono l'artista. Tu sei il giornale, io la notizia. Tu sei la pioggia, io il temporale. Io sono la nota, tu sei il vocale. Tu sei il mare, io il maestrale. Io sono Dio, tu la bestemmia. Io sono l'uva, tu la vendemmia. Noi siamo noi, io e te, io e te,
io e te. io e te. E poi va avanti. Basta. E poi va avanti se volete ascoltarla tutta, e vi garantisco che è uno dei più bei duetti che io abbia mai cantato, ma non perché l'ho scritto io, sì, perché l'ho scritto io. Soprattutto è A il più- livello di Vivo per No, lei. no, ma voglio dire, è il Vivo più- per lei e poi subito dopo c'è Io e te, dimmi. Fammi parlare. Parla. È il più bel duetto che hai in questo CD. Sì, no, vabbè, sì, vero? come duetto maschio, perché è come, l'unico, come a Enrico. rimbalzo, sì, come, Sì, come a rimbalzo, come rimbalzo, sì. Allora, andiamo su, continuiamo a no, a proposito, è arrivata una richiesta ieri molto carina, Sì. un brano in romanesco. L'ho sentito. Te la senti di farla? Sì, Sai che nelle prove è venuto benissimo. Sì, il mio romano prendetelo così. Ma guarda, viene. ieri hanno sentito Peretti cantare napoletano, quindi Allora ho la via libera. si aspettano di tutto, non l'altro ieri. Ok. No, ieri. Ok? Vamos, ci tanto proviamo, per dai. cantare, dedicatissima, una vostra richiesta. È una canzone senza titolo, tanto per cantare. Per fa qualcosa che non è niente di straordinario. È roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce, basta la salute. E quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e un paio di scarpe nuove per girare tutto il mondo. E m'accompagno da me. Per fare la vita meno amara me so comprata sta chitarra, e quando il sole scende e muore me sento un core cantatore. La voce poco ma intonata non serve a fare una serenata, ma solamente fa in maniera de fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, che mi sento friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore dei villa, che mi riporti verso il primo amore, che sopravviva alle canzoni mie e m'arrintontiva de bugie. Sopravviva mi piace, sospirava meglio. Canzone belle e appassionate, che nome mia ma ricordate, cantate solo per dispezzo, ma con una smania dentro il pezzo. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo ne scolora, di me nessuna se innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore. Fiore dei villa, che mi riporti verso il primo amore, che mi sospira le canzoni mie e mi rintontiva de bugie. Dove cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Solo loro! Perché nel petto me ce naschi un fiore. Fiore del villa, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e m'arrintontiva de bugie. Brava! Grazie. La grande richiesta! Anche se devo dirti che questa... La nostra Gabriella Ferri Brava, sì, interpretava Questo brano. E come lo E interpretava. come. Per quello ho cercato un po' di entrare nella, come si dice, physique du rôle, ma non so se ci sono riuscita. Allora. Comunque ci ho provato. Da Roma Sì? passiamo a Milano, Sì. visto che siamo su questo
su questa linea, ricordiamo un po' di leitmotiv della serata, quindi parliamo di gelosia. Ragazzi, siete gelosi? Scriveteci se voi siete gelosi, come valutate la gelosia in un rapporto amoroso. Sono le 20:39, dopo tra un po' andremo a leggere tutti i loro messaggi. Ricordo il QR code per acquistare Questo sono io, il mio CD di 10 canzoni inedite, ma adesso andiamo a Milano. E quando io penso Milano mi viene sempre in mente lui, Renato. Non zero, ma Renato Pozzetto! Oh, è la vita. Le Bela. Cantate con noi sul palco, Juanita. Andiamo. C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore, c'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Chi sbaglia a fare le strisce, ciao dovete dire, Ciao. a chi invece avvelena le bissie, Ciao. Prima dovevi dirlo. non tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strana, basta una persona che si volta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato il colore, c'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra, e c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao. A chi sente soltanto la radio, poi sbaglia andare allo stadio, c'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Tocca a voi. Voglio sentire tutti. Di più. Dai, Rete 7. Dai, Ciao Paolo. Sembra un giorno di festa. Ancora. E la vita le strana, basta una persona. Ancora voi. È finita la festa. Avete anche visto in onda il nostro regista di questa sera. Ciao Paolo. Ciao. Ciao, ma c'è anche Giuseppe. Ragazzi, ciao. ve li presento, no? Rinquadrati per favore, Dai. rinquadrati. Allora, ecco, abbiamo Giuseppe, il nostro tecnico, il nostro cameraman, più c'è Paolo. Paolo saluta, così capiamo chi è Paolo, capiamo chi è Giuseppe. Ecco, hanno salutato tutti e due. Ecco, quello che ha salutato di più è il Paolino, quindi a loro... Bello vedervi. Bellissimo, fantastico, anche perché sono giorni molto impegnativi per tutta Rete 7, perché
siamo presenti 12 ore su 12 probabilmente al Salone del Libro. Amici, ci sarò anch'io al Salone del Libro domani pomeriggio e domenica. Ciao Beppe, guarda, Beppe sei ancora inquadrato, ecco, vedi il Eccoli, salone, il pass del Salone del Libro. Domani, sia sabato che domenica, avrò il piacere di tenere compagnia anch'io a loro, quindi amici di Casa Piretti, se siete a Torino, a Lingotto, quindi al Salone del Libro, cercate lo stand di Rete 7 e venite a salutare che Peiretti. ci facciamo una foto, perché no, magari vi posso parlare anche del CD. Oh, basta con sto gigante. No, ma se non spingo adesso. Iniziato, Ragazzi, certo. ci ho speso una marea di soldini, datemi una mano a recuperarli, perché sennò qui andiamo del uno. Pubblicità, subito dopo tutti i vostri messaggi. No. E si veste, si cambia, siamo in no, diretta. perché... Hai avuto 2 minuti e mezzo per decidere se metterlo la giacca. Mancano 20, neanche 3 secondi alla diretta. Ti metti va bene. No, perché siccome è un non so, bellissimo facciamo le completino sfilate che adesso, abbiamo comprato stamattina da una nostra cara amica, volevo in qualche modo far vedere il completo. Salutala. Ciao Enrica, hai sempre delle cose bellissime, io ti ringrazio tanto. Ma volevo dire ancora una cosa. Sì, qua. Perché tu dici sempre che il mio idolo quando ero ragazzina a livello musicale era Scialpi, ormai lo sanno anche i muri, anche i tuoi gatti, cioè ero proprio innamorata di Scialpi. Ma non solo, questo per quanto riguarda la musica. Invece per quanto riguarda il cinema, io lo avrei sposato Pozzetto, Enrico. Ti piaceva Pozzetto? Ti piace Pozzetto? Piace. Qualcuno se vuole dirglielo, io... Se c'è qualcuno che assomiglia a Pozzetto, ci mandi una foto e fidanziamo la Juanita. Abbiamo chiuso il cerchio. Non è che puoi avere sempre originale, Ci sono anche delle belle coppie in giro e accontentati. Adesso ragazzi. È un po' grande, però io gli ho sempre voluto tanto bene a Pozzetto. Messaggi! Salutiamo Renato Pozzetto che ci ascolta tutte le sere. Ciao Renato, grazie. Sempre ottima compagnia con voi, Dani. Grazie Dani, grazie. Ciao, grazie. Buonasera a tutta Casa Peiretti ed Enrico. Anche questa settimana insieme a voi è passata cantando. I brani insieme a voi ci mancherete questo weekend. Andrea di Borgomanero. Grazie Andrea. Grazie Ciao Andrea, mille. grazie. Ricordo che lunedì non andremo in onda, ma martedì torniamo a cantare per voi. Ma che bell'inizio serata. Nessuna gelosia, solo fiducia, lo dice la Gabbianella. Ciao, grazie. Mi piace questa cosa. Se vuoi far felice il tuo cuore, canta, così lo renderai migliore. Saluti Carlo Rotellini. Corio, grazie. Hai ragione, Carlo, hai assolutamente ragione. Ultimamente sta scrivendo dei messaggi straordinari. Buon weekend Enrico, a te Alessia, a tutta Casa Peretti, Marco D'Intra. Ciao, buon weekend Marco. Ciao, grazie. Ciao, siamo. Ci siamo. Ci siamo, in bocca al lupo e www, la taglia 40, tornerai come nuova. Taglia quarta. Quarta. Tornerai come nuova, con affetto infinito Ale, Rita e Gianna, a casa Peiretti. Leggi te. Leggo io. Di problemi. Non ho capito il messaggio, ma non perché era scritto male, perché non proprio. Ciao ragazze! Ciao, l'ho letto malissimo, chiedo scusa. Va bene, andiamo avanti, ma quanto siete belli e bravi, mi riempite di gioia questa serata con tutto il cuore, meravigliosi. Grazie. Chiunque tu sia, grazie, anche se non hai firmato il messaggio, accettiamo lo stesso questa ondata d'affetto. Maxi and Boku! Vai Paolino, vai. Acceleriamo perché i messaggi sono proprio tanti. Aspetta che ci riprovo. Enrico e Alessia, il re e la regina, un abbraccio da Alfonsina e Germano. Quasi è andata bene. Però potevi dire diverso. Enrico e Alessia, il re e la regina, un abbraccio da Germano Alfonsina. Così facevamo la rima. Vabbè. E rimaneva più carina. Buona serata. Ciao ragazzi, buona serata e buona musica di fine settimana. Per la gelosia io voto 0. Per una sola donna, mia moglie. Saluti a voi tutti da Enrico, Alessia e tutti voi di Casa Peretti, da Toto Flash e Nadia. Ciao. Abbiamo una bella foto da mandare in onda, mio caro amico Toto Flash, ma arriveranno i messaggi. Appena arriva ti saluto meglio. Ciao Nadia, io sono fidanzata, non preoccuparti, non sono geloso. Mi è successo ogni tanto nella vita quello, sì. Però era il contrario. Eccola la foto! Qua. Infatti guarda, ne approfitto per ringraziarli di cuore perché stamattina sono arrivati con questo mazzo di fiori e oltretutto le calle io le adoro, quindi grazie. Toto Flash e Nadia, grazie per l'affetto che ci dimostrate, ma come tutti voi all'ascolto ogni sera dalle 20 alle 21.
Ciao Enrico, ciao Alessia, finalmente sono le 21, viva casa... No, finalmente sono le 20 perché alle 21 finiamo, quindi facciamo finta che c'è scritto finalmente sono le 20. Secondo me da 1 a 10 la gelosia in un rapporto non deve superare il 2, anche se a volte si può provare il 10, bisognerebbe fermarsi al 2. La gelosia è un sentimento che trovo brutto e che intacca i rapporti, la fiducia anzitutto. Dopodiché gli errori ci possono essere, ma non è la gelosia ad impedirli. Anzi, buon weekend a Roby75, che bello, lui vota 2 comunque. Hai detto tutto, Roby. 2 per essere corretti. Sì. Un saluto a Enrico, Alessia, a tutta casa Peretti. Ciao Lilli da Rorà e Stellina. Ciao Stellina. Oh, amore, ciao Lilli. Ciao Rora. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Rorà. Leggi tu? Vai. Ci provo. Gelosia al massimo 2, perché un rapporto deve essere basato sulla fiducia, anche perché se tu hai qualcuno che ami, lascialo libero. Se è tuo tornerà da te, se non torna non è mai stato tuo. Bella. Bravissimi come sempre. Buon fine settimana a tutti voi di Casa Peiretti. Linda da Crema. Linda, sono esattamente d'accordo con te. Anni fa non lo ero, ma adesso è così che deve andare. Sì. Ottimo il duetto, bel pezzo, grata per l'ottima musica, Luisa da Pavia. Amici, comprate il CD, una grande settimana. Si chiude, grazie amici, viva Casa Peretti. Giovanni da Alessandria. Ciao Giovanni. Ciao Enrico e zia Marta, che voce squillante che ha stasera. Sente che l'estate sta arrivando. Maurizio da Volvera. Allora Maurizio, Grazie. so che hai in programma un brano, Il portiere di notte, me lo ricordo bene, arriverà la prossima settimana martedì, come tutte le richieste dalla prossima settimana vengono spalmate nei 4 giorni di live. Io sono Carmela di Nichelino, bravi, io sono Enrico di Luserna. Ciao Carmela, sono grazie. Juanita, ciao. Lei Juanita di Torre Pellice. Ciao, grazie Carmela. Ciao ragazzi, buona serata e buona musica a tutti, bravissimi. Sì, anch'io da giovane ero molto geloso. Adesso non lo sono più. Un abbraccio Massimo da Venaria. Come me allora, come me. Abbiamo vissuto le stesse sensazioni sulla Perché gelosia. poi si sta male. E devi bravo Paolino. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Alessia Chelucci. Siete meravigliosi e bravissimi. E poi siete unici. Ciao Enrico, ciao Alessia. Purtroppo un po' di gelosia ci deve essere in qualunque coppia o altro. Buon weekend Antonio Piniceri Valta. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Mi piace perché si fa sempre la foto in diretta con noi sullo sfondo e poi la Bello. mando. Più diretta di così. Ciao Enrico, ciao Alessia. Fantastico inizio di serata con queste belle canzoni sulla gelosia. Stai molto bene con il top elegante. Grazie. Vengo a salutarvi sempre con affetto. Renata da Piscina. Stava Grazie dicendo Renata, te. beh immagino che dicesse a me, Non però ce l'ho il top, a io, proposito, insomma. è geloso. Ma non è vero, non c'ho il top. Io non posso mettermi col top con la pazza de fora. Direi di Buona serata Enrico, sempre un piacere vedere Lady Alessia. Grazie. Tanto talentuosa, quanto bella, lo dice Edo. Grazie, buon weekend anche a te Edo. Grazie Edo, sei carinissimo, grazie di cuore. Casa Peiretti, complimenti per il programma, siete grandi. Mi potete mettere il brano di Mango, la mia città, da Fabrizio di Sant'Ambrogio della Valle di Susa, grazie. Ma perché no? Te lo mettiamo in programma la prossima settimana, anche perché è un brano che non so molto bene. Forse dammi 2 settimane di tempo, ok? Grazie. Bellissimi i tuoi brani, complimenti Enrico e grazie per questa chicca che ci hai donato. Linda da Crema. Sì. Linda, cata il CD Linda. Sono d'accordo con la Juanita nazionale, la gelosia va bene finché sana, è sinonimo di protezione. Mai quando diventa tossica e si trasforma in possesso. Cristina. Esatto, Cristina. Grazie Cris. Esatto. Ciao Enrico, ciao Alessia, bellissima coppia a 360 gradi, bravi, simpatici e bella. Luciano di Brandizzo. Ah, c'è scritto belli, Ah, scusa, bravi, ho letto simpatici ma- e belli. ho E poi letto sono io. male. E poi sono Letto io. male. Stasera non azzecchi. Anche volutamente lo sbagli. Ciao Enrico. Sei andato a Scalende domenica al latte e formaggio? Quando lo possiamo vedere in TV? Venerdì 23, quindi venerdì prossimo ci sarà una puntata dedicata al latte e formaggio di Scalenghe, quindi vi ricordo che saremo in onda soltanto martedì, mercoledì e giovedì di diretta, lunedì e venerdì non saremo live, ma ci saranno comunque cose belle da vedere su Rete 7. Ciao Enrico, buon weekend e complimenti per la trasmissione, grazie a chiunque tu sia, grazie per i complimenti. E poi ciao ragazzi, meno male che tenete un pochino su Luserna Alta, lo dice Raffaella. Luserna Alta è casa mia, Raffaella, come direbbe la mia amica cinese, cata il CD. Ancora? Ciao amici di Casa Peiretti, ciao Alessia ed Enrico. Premetto che quando ero con il mio ex compagno, anche lui gay, ci fidavamo l'uno dell'altro, ma zero gelosia. Ma con la mia famiglia ed i miei amici sono gelosa.
geloso, ma lo sono in modo moderato. Enrico da Collegno. Ah, ciao sta. Enrico, va bene tutto. Buon weekend a tutti, un bacio alla nostra coppia preferita da Romy e Roby. Ciao! Ciao Romy, ciao Roby. È colpa mia se ho un'amica cinese che si chiama Katal CD. No, non è Katal presentamela. CD. Che bella quella canzone che avete cantato. Complimenti ragazzi, siete fantastici. Buona serata anche a voi, Luciana e Beppe. Ciao Luciana, ciao Beppe. Grazie. Invece il papà si chiama Katuma il CD. È una famiglia di cinesi che saluto all'ascolto. Un bacione a mia moglie che stasera ho lasciato da sola a casa e vi sta guardando, Luca da Ceva. Ciao moglie di Luca e ciao Luca. Ne abbiamo tenuto compagnia noi un'oretta. Sicuro, Amedeo ci dice. Ciao Enrico, ciao Alessia, complimenti per il tuo romanesco, tanto per cantare. Dai. Un abbraccio per due. Però Amedeo Grazie, ieri sul Amedeo. napoletano non me l'ha fatti i complimenti. Però, Amedeo, mio amico, Guaglio. Ma ce l'ho messa Sì, tutta, dai. esatto. Il nonno però hai ragione Paolo, il nonno della mia amica cinese. Sentiamo. Si chiama Katai il CD. Katai. E il CD è cognome, quindi hanno tutti i nomi. Kata, Katuma e Katai il CD. E lo Katai. Ciao Alessia, ciao Enrico, buon fine settimana, un bacio. Silvia Montalciata. Ciao Silvia, vieni a salvarmi e compra il CD. Io e Paolo siamo due pirla ogni tanto. Abbastanza. Quando facciamo le cose insieme, vabbè. Sì ragazzi, sono gelosa, ma penso in modo giusto, lo dice Dani, giusto. Bene Dani. C'è un modo giusto come da 1 a 10. La gelosia è un'emozione che può avvelenare il cuore, sì, ma se affrontata con onestà e apertura può trasformarsi in un'opportunità per crescere e rafforzare le relazioni. Bravissima Alessia. Ciao Paolo da Collegno. Vedi, qua c'è scritto. Ciao Paolo, bravissima grazie. Alessia, brava. C'è proprio scritto, grazie da- Paolo. Cari Alessia e Enrico e tutta casa Peiretti, buon weekend. Grazie di tenerci allegri, Titti e Giovanni. Grazie a voi per esserci. Ciao Titti, ciao Giovanni, grazie. Bravissima Alessia, Scialpi fantastico, quando potete mi fareste, pregherei. E quant'è che ti prego di impararla? Tanto Oh. Titti, hai ragione. Dai, nel weekend mentre vado in treno a Torino, scenderò a Lingotto, da Luserna a Lingotto mi ascolto pregherei, va Bravo. bene? Buona serata a tutti, è sempre fantastico vedervi. Robertone. Ciao Robertone, ciao Ciao. Robertone, ti saluta mia amica cinese, Ciao Enrico, ciao Alessia, l'anteprima del brano è favoloso. Grandi, favolosi ragazzi, buon weekend a Tino e Betta. Ciao Tino, ciao Betta. Grazie. Ricordo che anche Dai. sui social, sui nostri canali social ci sarà anche modo di informarvi di più, ok? Guarda, questo lo leggo io. Non voglio parlare della gelosia, però cerca di stare più lontana dalla Chelucci. Fabrizio da Torino. Che è una Fabrizio, parliamone. è una insomma. calamita, Ma che proprio- calamita? È difficile. Ma proprio no. È difficile. Anzi. Vabbè, grazie Fabrizio, terrò conto di ciò che hai detto. Sì, ma Fabrizio, Basta, si è ascolta, capito. quando ascolterà Juanita capirà che Juanita un po' c'è, un po' non c'è. Sì, perché nelle 10 brani c'è anche una canzone che si chiama Juanita, che ho proprio scritto io una notte pensando ad Alessia Chelucci. Ma non è vero, in pensavi questa in generico. questa mega storia che dura da una vita, lei un po' c'è, un po' non c'è, e quindi Catà, eccolo lì, è Catalcidi, questo è Catalcidi. Catalcidi. Non è cinese, è il mio amico egiziano, si chiama Catalcidi. Ragazzi, io direi che dopo questa possiamo davvero augurare a tutti voi un buon weekend. Ciao Paolo, gran lavoro anche questa sera, stupenda come sempre Alessia Chelucci. Grazie Enrico, grazie per l'ospitata e ci vediamo presto. Se volete rivedere questa puntata fra mezz'ora sul canale 83, da domani cercatela sui social e seguiteci sui social in questi giorni perché è importantissimo. Ci vediamo al Salone del Libro sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Grazie a tutti, ciao!